casa tua, stiva accanto nel tuo letto. Dopo un sabato, notti di bordello, con gli amici tu sei in coma. Sai che cuvolaviri buono lo musto, a zappare la vigna, fino ad augusto. Da sorde ricchi. Belli ovaglia, io culi volilo. Ne volete sapere di più? E allora seguitemi. Mi sveglio e mi alzo con un mal di testa che non c'è chi dire. Ti senti in come vuoi dormire ma non c'è chi fare. E allora apri la finestra e ti metti a urlare. E tra bestemmie, accuse e grida tu lo fai scappare. Lisa? Sì? Pronto il caffè? Sì, ciao Titti, pronto? Ciao. Sì, sì. Ma che cosa stai combinando qua? Che cosa sto facendo? Sto facendo la mostata. Allora, Ti piace? Luisa, sei praticamente una Prendiamoci un femmina. caffè. Sì, grazie. Prego. Quindi, l'uva da mosto. Sì, sì, sì. Abbiamo preparato il mosto e fra un po', se tu rimani, Certo. ti farò vedere. Stai facendo la mostata? Mi sta tutto pronto per fare la mostata. Vedrai che cosa succederà. Prendiamoci questo caffè alla nostra. alla nostra. 5 minuti, ma. Luisa, Dimmi, Titti. tu la tradizione ce l'hai proprio nel Sì, sangue. sì, mia nonna era di Caltagirone. Quindi, Questa cosa mi è stata tramandata. Da piccola mi ricordo mia nonna che spremevano l'uva con le mani e poi addirittura quando ne facevamo tanto anche con i piedi. Facevamo Bellissimo. sì queste cose. e Poi ancora oggi qua comunque ricordiamo che ci troviamo dove? A a Mazzarrone. Mazzarrone, la città Quindi, dell'uva. città ecco. dell'uva, Dell'uva ma da non solo tavola, uva ma da anche, tavola, sì, anche uva da mosto. anche uva da mosto. Ancora oggi qua a Mazzarrone la tradizione, l'identità Sì, è ben sì, radicata. E tu sei una di quelle che Per la fortuna rappresenta. sì. Ecco. Sì, a me piacciono tanto. Tua nonna a tua mamma a te, Sì. e tu la stai tramandando Non avendo figlie femmine, ma cercherò di tramandarla a chi mi segue. a chi mi segue. Ok Luisa. Allora, sì, vuoi aiutarmi? Io sono curiosa, Ok. certo. Che belli ovaglia, culi volilo. Ambulante amico caro, io ti capisco. Ambulante sei straordinario. Ambulante Allora, no, non è per male. Dai, sei arrivata al momento giusto, il mosto sta per bollire, ora andiamo a sciogliere quello freddo con la simola chiamata, no? Ricordiamo una cosa, Sì. il mosto è Sì? solo spremuto oppure viene addolcito con Allora, qualcosa? no, il mosto viene addolcito con la cenere. Ah, guarda, cenere di un legno particolare. Di un legno particolare, veramente chi sta a tirare le frasche. Quando Quindi- si fa un pane, Quindi sì. le frasche la vigna. Le frasche, la vigna oppure le olive, ecco, Perfetto. anche degli olivi. Perfetto. E allora viene spremuta l'uva, poi l'uva viene messa nelle pentole e dopo 10 minuti che inizia a bollire si butta ogni litro di succo di uva, si va a buttare un pugno di cenere. Si fa bollire e poi si spegne. Poi si prende la scumalora e si toglie tutta la schiuma che fa e si lascia stare tutta la notte. L'indomani mattina si prende un canovaccio e si va a filtrare. Certo, per togliere tutti i residui che Sì, ci si sono. va a filtrare e andiamo a fare il mosto, che la cenere serve per addolcire. Togliere l'acidità. E poi certo. si può anche imbottigliare come questo oppure farlo fresco. Ora andiamo al fare. procedimento. Sì, allora abbiamo messo 200, ogni litro di mosto andiamo a mettere 100 grammi di simola. E allora andiamo a scioglierla. Tu lo sciogli al freddo per non Sì, fare grumi, normale, giusto? sì, sì. Io intanto mangio l'uva che è buonissima, anche quella fatta, questa da mosto. Tra l'altro la mostarda è un dolce
antichissimo, povero, contadino, e faceva, cioè è un dolce ma non contiene zuccheri aggiunti, vedi? No, Perché infatti, proprio no. è tutto all'interno Sì, del mosto. del mosto, sì. Zuccheri naturali. Che poi quando viene spremuto è acido. Tramite la cenere si va a diventare dolce. Ora qua siamo quasi pronti. Sta bollendo. Allora mi prendi il bastoncino. Si fa con quello. Che si chiama lasagnatura. Una lasagnatura, ecco, brava. Ora piano piano lo versiamo a filo. Allora io lo verso. Ci siamo? Sì, vai. Mettiamolo piano. Io mi ricordo mia nonna lo faceva e ce lo faceva trovare le formelle per i morti a tavola per Natale. Diciamo che questa è veramente la nostra tradizione. Che sciauro. Quindi lo agite come se fosse un budino, una crema, Sì, giusto? Sì, sì. Poi la andremo a bagnare come è pronta. Andiamo a bagnare le forme con l'acqua. Poi faremo la io nostra. io Sì. qua inizio. Andiamo a prendere l'acqua. Forme rigorosamente della nostra ceramica galatina, Sì. giusto? Ma tu la sai una curiosità? No, tu la sai una curiosità? Che le forme, cioè si mette la mostaccia nelle formelle della ceramica, oltre al decoro, ma almeno di quello che mia nonna mi raccontava, erano messaggi, gli SMS, i messaggi che ci sono adesso col telefonino, erano all'interno delle scritte nelle formelle, quindi se qualcuno doveva Sì, dire ci un sono- ti amo a una guarda, questi erano persona, di mia nonna. ecco, qui che cosa c'è scritto? Allora, qua c'è scritto il mio tesoro. Ecco, quindi si regalava una formella e in questa formella Sì. c'era un bel messaggio in Un bel codice. messaggio, sì. Qua abbiamo scritto amico. Ecco. Ricordiamo Guarda che che queste queste sono sono formelle, proprio quanti anni si ricordano? Più di 100 anni. Ecco, quindi E poi ci sono anche quelle con l'uva. Noi li abbiamo ben conservati, quelli della nonna. questo è un tesoro da custodire. Sì, sì. Da custodire, scusatemi. Io continuo a girare. Sì, sì, siamo dove siamo arrivati? Non lo so, dimmi tu. Ancora. Poi andiamo a mettere le arome. Andiamo a mettere, mentre che ancora fa così, 2 chiodi di garofano. Mia nonna li metteva sempre. Ovviamente ricordiamo che ognuno ha la propria ricetta, Sì, giusto? Tu però stai facendo quella della tua tradizione, perché Sì, c'è e chi poi la fa all'ultimo anche mettiamo un po' di un cannella. po' di Certo, mia cannella. nonna metteva il baccello. Lo so, la stecca. La stecca nel la stecca di baccello, sì. cannella, vabbè. La stecca, ma io no. Oggi per esigenze e per comodità, anche perché non è che la trovi facilmente. No, non si trova. Quindi questo. E col mosto Sì? si riesce a ricavare un elisir importante. Che si Ma chiama? mo te hanno l'aceto balsamico, ne Noi abbiamo abbiamo un vino il vino curto. cotto. Il vino cotto, sai che mia nonna, mi ricordo, che prendeva quando il mosto era proprio stretto, lo metteva nell'unghia e se questa goccia non scendeva significa che Era denso al punto giusto. Sì, praticamente allora si prendeva il succo d'uva e si metteva a bollire per 6-8 ore a fuoco lento. Poi si lasciava stare la notte a raffreddare. L'indomani si filtrava, perché di sotto c'era, come si dice, la reserenza. E poi di nuovo si faceva diventare un terzo di quello che Quindi era una riduzione, bella stretta, e poi stretta. si imbottigliava e si sterilizzavano i bottigli. E questo, e quando era pronto, mi ricordo, metteva questa goccia nell'unghia. Quindi era il termometro, e vedeva la Sì, temperatura se la giusta. goccia rimaneva ferma, significa che era perfetto. Tra l'altro il Quindi si vino spegneva. cotto, oltre a essere prezioso, perché mi ricordo mio nonno, quando aveva la tosse, Sì, sì, decotto. lo prendeva per la tosse, Per quindi la è come tosse. è uno E poi mia nonna scirocco. faceva tipo Oltre il il mustazzolo. formaggio, i mustazzoli, ora arriva Natale, Sì, sì. arriva Natale, Luisa, facciamo i mustazzoli, Sì, i certo, cuggioreggi, i cuggioreggi. con musto, Le collorelle. le collorelle, infatti. Ma E dove tra la l'altro piglia? si dice che Deve bollire? no, sta bollendo ancora. Si dice che
riguarda il vino cotto, che quando nasceva un bambino era usanza regalare un barilotto, e poi quando questo si sposava, praticamente si sposava, lo deve aprire. lo deve per festeggiare, Sì, lo quindi so. mangiarlo con i formaggi. E abbiamo tante belle cose, Madonna. tante che si dovrebbero riprendere. Io vado a sminuzzare le mandorle. Ecco perché. Ecco qua. Perché ci vogliono le mandorle atturrate, no? Ecco, non le frulliamo col frullatore, No, ma andiamo vabbè, a farle certo, in una tovaglietta certo. di vino, così. Peccato che i nostri amici non Un odore potete, di non mandorle potete anche. capire l'odore che c'è di spezie, aromi, il mosto. Facevamo così. Io lo facevo sempre. Per non stare vicino alle pentole quando ero piccola mi facevano fare questo lavoro. Il lavoro meno pericoloso. Sì, sì. Che poi la mostarda la possiamo fare solo qua in Sicilia. Sì, a, certo. a parte che è un prodotto identitario, ma asciugate, poi queste formine venivano stese al sole e asciugate e essiccate E si naturalmente. cade, poi no? si girava, mi ricordo c'era sta cosa bella quando poi si giravano. C'era il decoro, la Sì, frase. poi Allora c'era anche Luisa, si vedi poteva un po' mangiare. qua, ancora non bolle, però Vediamo. si sta addensando. Sì, ancora deve non è- bollire. Assaggiamo. Buono. Posso assaggiare di te? Tieni un cucchiaio. Questi cucchiai sono di mia nonna, guarda. Anche come me. Cioè tu praticamente sei... Ho conservato un po' di tutto. Sei custodisci l'identità, giusto? Quindi sei un patrimonio da custodire in Il questo patrimonio momento. da custodire, sì. È dolcissimo, eh? Ricordiamo che il nostro cameraman che in questo momento ci sta riprendendo non Sì. non può assaggiare le nostre cose, quindi non potrà mai capire quello che si No, perde. no, ma quasi siamo pronti, eh? Sì, sì, sì. Ora sai, facciamo un po' di spazio qua. Sì. Mettiamo la pentola. Penso che va bene. Buone. La cannella e le mandorle le mettiamo all'ultimo, quando si spegne. Ok. Allora, Ok. Pronti, pronti. sai che è sempre alla ricerca. Allora, Dell'identità perduta. la ricetta è come inizia a spaccare un burro, ci diciamo. Come inizia Già a si può- bollire già è pronta. 2 minuti e già è pronta. Infatti io la vorrei prendere, ok. Perfetto. Vediamo un coppino. Allora, le forme. Le forme qua. Allora, vado a mettere la cannella e le mandorle. Le mandorle le mettiamo nel mezzo. Mettiamo una manciata di mandorle. Ricordiamo che le mandorle devono essere tostate. Poi quando finiamo di mettere la mostarda nelle formine ti dirò che cosa si faceva alla fine nella pentola. Io so quello che andrei a fare io così. No, è una cosa che... Adesso vediamo, Allora, le mandorle le mettiamo solo dentro, perché... Sì, sì, sì. Anche per esigenze. Ora. Meno male che mi sei venuto a trovare. Sì, ma infatti ho detto adesso vado a prendermi un caffè da Luisa. Ecco qua.
La mostarda si può fare anche con l'amido? Sì, Perché allora, io mi ricordo allora con l'amido è tutta un'altra cosa. viene più un budino. Più un budino, però Non è la nostra mostarda, no, non va? è la nostra, però è buona, ecco. Io pure ho provato a fare i ravioli, come si dice? Non mi viene il nome. I cuduretti. I guglioredde, sì, io li faccio pure perché a noi piacciono tantissimo. I cuduretti ricordiamolo come sono. È pasta impastata Pasta con impastata il mosto. tipo con 1 chilo di farina di semola, di grano duro, andiamo a mettere un 300-400 grammi di mosto, sempre il mosto, addolcito. Quindi invece dell'acqua No, ci no, mette solo il mosto, che diventa la pasta un pochino vinaccio. Sì. E poi vengono passati, ormai li passiamo nella macchina dei cavatelli, no? Ma Una volta venivano sì, cavati una a volta mano. li facevamo tutti a mano. Che odore che c'è! Prima o poi ci arriveremo al punto che anche in TV Sì. si sentiranno gli odori. Allora, bagniamo. Ma chi è? Ma chi è sta cosa? Ma chi è? La delizia, tradizione, saperi e sapori del nostro territorio. Ricordiamo che siamo nel territorio del Calatino, esattamente a Mazzarrone. Allora, Titti, ci siamo dimenticati di buttare le mandorle. Sì, perché poi si Abbiamo faceva- consumate tutte. Sì, allora, guarda cosa facevamo. Buttavamo le mandorle, tutti scegavamo così con la pignata e poi Certo, erano più mandorle E che poi così. mostarda. Sì, No. però non è giusto, va, Non lo so. scusate, non è giusto, non è giusto. buonissima. Allora, ritorniamo, invitiamo tutti coloro che ci stanno guardando, che Natale è vicino. Lasciamo stare il lockdown, lasciamo stare periodo triste, ma può darsi che possa essere anche riflessivo per noi, ma questo non vuol dire che possiamo portare la tradizione a tavola nel periodo delle feste. Mua! Ciao! Sai che Plino il Vecchio definiva il vino cotto fra le piante dolci più ricercate perché è frutto non della natura, perché si tratta di mosto cotto fino al terzo del suo volume. Questo nettare racconta la provenienza popolare tipica delle famiglie di agricoltori. I grappoli inavvertitamente dimenticati nelle vigne venivano poi portati a casa, dove le donne, con le loro saliente mani e tanto lavoro certosino, trasformavano l'uva in mosto, vino cotto e mostata.